Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale saluto dal Palamellano di Sestu, quinta giornata del campionato di Serie C maschile di basket 2015-2016, in campo tra pochi istanti Sustentu Sestu e Calasetta Basket, una partita che vado a presentare in compagnia di un dirigente del Sustentu, Riccardo Fiorelli. Allora, 4 vittorie di fila per Sustentu, adesso ci avete preso gusto e volete andare insomma a vincere fino a quando si può. Ma sì, senza nessuna pressione, con l'idea di giocare bene ogni partita. Mi pare che lo stiamo facendo direi io con lo spirito giusto. Il campionato è questo, mi pare anche di buon livello. Sapevamo che la nostra squadra sarebbe stata competitiva, ma ce ne sono tante altre, credo altrettanto competitive, però mi pare che con lo spirito giusto stiamo affrontando le partite, per ora le stiamo anche vincendo e va bene così. Focalizziamoci un attimino sulla partita di oggi, una partita difficile, però quali non lo sono in questo campionato di Serie C, insomma tutte le 4 partite giocate fino ad ora, magari a parte Generugi, sono state particolarmente difficili. Calasetta è il miglior attacco di questo campionato, per cui come si affronta una squadra del genere? Intanto Calasetta credo sia una squadra che, poiché completamente nuova, abbia ancora bisogno di un po' di rodaggio per amalgamare un gruppo di giocatori che, da quel che so, io non li ho ancora visti, sono di ottimo livello, molti giovani, e quindi probabilmente hanno ancora più bisogno di tempo per adeguarsi a quelle che sono le dinamiche di una squadra nuova, e quindi il rischio è che più avanti li si incontra e meglio loro riusciranno a giocare. Hanno un buon attacco, questo sì, l'ho sentito, me l'hanno detto, ma tutto sommato noi in casa nostra abbiamo difeso contro chiunque. Bisogna vedere se anche oggi Marco è notoriamente un allenatore che riesce a trasmettere alla squadra un ottimo atteggiamento difensivo, quindi credo che proveremo nel modo migliore a difendere anche contro questa squadra. Vediamo, assistiamo. In casa Sustentu ci sarà Gianmarco Fois, nonostante l'espulsione della settimana scorsa, e ci sarà anche Mauro Graviano. La sua settimana è stata un pochino movimentata, ce la vuoi raccontare tu? Ma sì, allora per quanto riguarda Gianmarco, noi eccezionalmente come società abbiamo per la prima volta e nei confronti di tutta la squadra prestato il consenso a farlo giocare, nel senso che la sanzione federale per noi deve essere riconosciuta anche dentro la nostra società. In questo caso quindi eccezionalmente è stata fatta una deroga che sarà, spero, l'ultima, se non l'unica, nel senso che non ci sarà altra occasione. Per quanto riguarda Mauro, sì, mi è stato riferito che ha avuto una serie di problemi legati al suo lavoro, ma diciamo che sono cose da mettere in conto. Lui è un giocatore esperto, saprà è arrivato adesso tra l'altro 2 minuti fa, lui saprà senz'altro organizzarsi per giocare al meglio anche questa partita, ne sono convinto. Gli facciamo un in bocca al lupo, siamo con lui naturalmente. Ingresso abbastanza particolare, scenografico, in tenuta militare, però particolarmente ad effetto, e speriamo ovviamente che anche la sua prestazione non risenta di tutti questi traslochi tra una parte e l'altra della Sardegna. Parliamo di un altro aspetto della società, non solo prima squadra, ma ovviamente Sustentu lavora forte anche sul settore giovanile. È un ambito, diciamo, societario che ti compete in maniera particolare. Come sta andando il lavoro nel settore giovanile in casa Sustentu? Ti lascio raccontare insomma tutto il funzionamento. Sì, noi siamo una società molto nuova, nel senso che abbiamo 3 anni di vita, questo sarà il nostro 4º, quindi abbiamo dovuto creare tutto da zero, a parte la prima squadra che abbiamo ereditato come titolo sportivo dalla Russo, ma per il resto, anche con riferimento alla prima squadra, abbiamo dovuto creare sostanzialmente tutto da zero, e questa creazione da zero è passata, come vedete, attraverso la creazione di una struttura, di un impianto che è quello dove giochiamo adesso, di una prima squadra che fosse sempre più competitiva a questi livelli e soprattutto di un ambiente. Fatti questi primi passi abbiamo dovuto pensare al settore giovanile e quindi fare una prima fase di reclutamento puro per poi passare alla seconda fase, che sarà quella
dei primi passi di sviluppo tecnico dei ragazzi che giocano nel nostro settore giovanile. Come reclutamento abbiamo fatto dei numeri già decenti, perché il solo mini basket già l'anno scorso contava un numero di iscritti che si avvicinava al centinaio. Adesso, ripeto, bisogna fare il passaggio successivo, che è quello di iniziare a formare i ragazzi come giocatori di basket, e questa è una sfida nuova che naturalmente affronteremo col massimo impegno. C'è Marco Magro, che è il nostro responsabile organizzativo, che da quest'anno ci dà una mano proprio per fare questo passo ulteriore, e vediamo come va. Torniamo a parlare di questa partita. Non ti posso chiedere ovviamente un pronostico, però ti chiedo dove andrà a decidersi questa partita. L'attacco del Calasetta contro la difesa del Sustentu, ne hai parlato prima, può essere questo l'atteggiamento giusto, cioè abbassare il ritmo, provare a far giocare il Calasetta sotto ritmo e sotto il suo abituale punteggio, la sua abituale produzione offensiva? Ma allora, intanto mi sembra di capire, così guardando le due squadre, che la nostra sia una squadra decisamente più lunga, e questo potrebbe aiutarci naturalmente nella partita sui 40 minuti. Mi sembra anche una squadra più esperta la nostra, nonostante sia un mix tra giovani e veterani, e anche questo potrebbe aiutarci nel corso della gara. E peraltro quello che ho notato nelle prime gare che ho visto di questo campionato è che noi giochiamo davvero con tutti i giocatori che entrano in campo con la serenità di tutti, e questo è significativo di come tutta la squadra, l'allenatore in primis, affrontino le gare davvero con la massima serenità. Mi pare un segnale molto importante per i risultati, che sicuramente arriveranno come stanno arrivando. Dal punto di vista tecnico, sì, non lo so quale possa essere la ricetta di questa partita. Ritengo che senz'altro noi in difesa potremmo, come ormai dicono tutte le partite, vincerla, perché dicono che gli esperti, quelli veri, dicono che tutte le partite si vincano in difesa, però non dimentichiamoci che noi abbiamo anche un buon potenziale offensivo, che forse non è da meno rispetto a quello di Calasetta. Perfetto, io ringrazio allora Riccardo Fiorelli. Andiamo per il momento a chiudere questo spazio di presentazione della partita. Vado a recuperare la mia postazione, libero ovviamente Riccardo Fiorelli, che ringrazio per essere stato accanto a me in questa finestra di presentazione della partita. Tra pochi istanti nuovamente in diretta dal Palamellano di Sestu per Sustentu Calasetta. Sustentu per proseguire la propria corsa solitaria in vetta alla classifica, Calasetta invece per riscattare un inizio di campionato a corrente alternata. Amici di Diretta Sport e Sardegna Sport, benvenuti al Palamellano di Sestu, quinta giornata del campionato di Serie C 2015-2016. In campo la formazione bianco-blu allenata da coach Marco Sassaro e quella giallo-blu allenata invece da Andrea Masini. Qui accanto a me vado a salutare il mio fido compagno di viaggio al Palamellano, Cesare Orani. Buonasera Cesare. Buonasera a tutti. Allora, come possiamo presentare questa partita? Ne abbiamo parlato diffusamente poco fa con Riccardo Fiorelli, dirigente del Sustentu. Una squadra a vocazione offensiva come il Calasetta, che ha il miglior attacco del campionato a quasi 86 punti di media. Dall'altra parte la difesa del Sustentu, il marchio di fabbrica di coach Marco Sassaro. Che partita dobbiamo aspettarci? Una partita probabilmente dai ritmi alti, visto che Calasetta ha nelle mani grandi bottini, giocatori leggeri, abili nel gioco individuale. Sassaro sicuramente cercherà di rallentare il ritmo imponendo la sua solita difesa, magari allungandola a tutto campo, quindi vedremo sicuramente una pallacanestro veloce oggi. 4 vittorie nelle prime 4 giornate, una costante fino adesso che abbiamo visto nelle partite del Sustentu, ovvero delle gare caratterizzate prevalentemente
dal livello agonistico e fisico molto alto. Oggi ci aspettiamo magari una partita un po' più diversa, un po' più tecnica, lo dicevamo anche alla vigilia della gara con l'Esperia, così non è stato. Speriamo insomma di vedere un buon basket anche oggi. Ma buon basket se ne vede abbastanza poco a questi livelli, anche ieri Olimpia e Esperia non hanno offerto una grande pallacanestro. Oggi speriamo di vedere almeno qualcosa in più. Sicuramente almeno nei quintetti iniziali si dovrebbe vedere un po' più di tecnica rispetto al solito. Andiamo allora ad elencarli questi quintetti iniziali per Sustentu. Titolare nel ruolo di playmaker c'è Gabriele Calandra, probabilmente arriverà a partita in corso Mauro Graviano, che non ha potuto partecipare alla fase di riscaldamento assieme ai compagni. Dicevamo assieme a Calandra c'è Gianmarco Fois, poi il numero 24 Luigi Cabriolu, il numero 5 Capitola Elia, e va a saltare con la maglia numero 18 titolare nello spot di centro Mauro Passaretti. Dall'altra parte invece per il Calasetta di coach Andrea Masini ci sono Predrag Mijatovic, giocatore montenegrino, con il 14 Filippo Serra, con il 7 Ray Robinson, con il numero 8 il playmaker Fabio Aralossi e poi il capitano Maurizio Fontana. Tutto pronto per la palla 2, si discute al tavolo. Allora andiamo a ricordare anche quelli che sono gli arbitri di questa sfida, ovvero i signori Farnetti di Quartu Sant'Elena e Mele di Sassari. Probabilmente qualche problema da risolvere a livello di cronometro, immagino, della partita. Allora andiamo a parlare ancora un pochino di questa sfida. Una prima cosa che si nota così a livello di colpo d'occhio è la fisicità del Calasetta, soprattutto i centimetri dal numero 3 in poi, una squadra ben fisicata. Sì, ben distribuita nei ruoli, anche perché vediamo molti fisici leggeri, diciamo così, ma alti e strutturati. Vedo delle novità nel quintetto Accademia, vedo due giovanissimi in campo, sicuramente le assenze di Graviano e Villani si fanno sentire, quindi un turnover quasi obbligato. Adesso vedo Graviano arrivare all'ultimo momento. È iniziata allora la partita, il primo possesso gestito dal Sustentu con il capitano Nicola Elia che chiama vicino a sé Luigi Cabriolu, poi Calandra ha servito in post Gianmarco Fois che prova a lavorare contro Mijatovic, prende il centro dell'area, gran passo dopo la finta, recupera il rimbalzo Fois che però non riesce a segnare da sotto. Parte il contropiede del Calasetta con Filippo Serra che decide poi di arrestarsi e affidarsi alle mani di Fabio Aralossi. La ricezione ora del capitano del Calasetta Maurizio Fontana e il taglio dello stesso numero 5 giallo-blu. Arriva però la palla persa dopo quello che sembrava comunque un buon passaggio. 0-0 ancora il punteggio qui al Palamellano, mentre Gabriele Calandra gestisce l'azione offensiva dei Pirati di coach Marco Sassaro. La palla in punta ancora per Calandra, Passaretti prende bene posizione, lavora con il fisico contro Mijatovic. Allora andiamo a parlare anche magari di un altro tema tecnico interessante, Passaretti contro Mijatovic. Mijatovic, ne parlavamo insomma prima della partita, in patria era solito giocare da 3, magari Passaretti può sfruttare la sua maggiore propensione a giocare spallacanestro. Beh, dalla prima azione abbiamo visto sicuramente la diversa attitudine dei due. Mauro è andato a giocare al centro dell'area, in questo momento vediamo il centro Calasetta giocare in ala piccola, quindi probabilmente le abitudini sono queste. Ancora Calasetta in attacco dopo il tocco di piede della difesa del Sustentu. La rimessa in gioco appannaggio di Ray Robinson, giocatore americano ex Stella Azzurra Viterbo, che riceve in questo momento, controllato da Nicola Elia, decide di prendere il tiro che però è lungo. Rimbalzo controllato da Nicola Elia, la fuga di Gianmarco Fois e la deviazione di Maurizio Fontana che devia il pallone. Rimessa dal lato in favore dei Pirati. Nicola Elia è già pronto nella zona delle operazioni, le indicazioni di coach Marco Sassaro. Ora la ricezione da parte di Gianmarco Fois, Gabriele Calandra fuori da Nicola Elia che non ci pensa due volte, manda per aria la tripla e la manda a segno. 5-0 Sustentu. Questo avvio di partita, ottima partenza da parte del Sustentu che ora prova
a non concedere un tiro facile da sotto a Mijatovic che ha comunque sbagliato la sua conclusione. È già ripartita l'azione del Sustentu, qui dimenticato completamente sotto canestro Mauro Passaretti. Difficoltosa però la ricezione del giocatore in maglia numero 18 bianco-blu, arriva la palla persa, però mi pare che il Sustentu abbia approcciato nel migliore dei modi questa partita sulle due metacampo. Così come abbiamo detto, pressione in difesa, ricerca del gioco veloce in contropiede. Adesso vediamo un ottimo movimento di Mijatovic, bravissimo a smarcarsi sotto canestro in 1 contro 1, meraviglioso. Mijatovic che ci sa fare in patria, giocava appunto nel massimo campionato nelle fila dell'Ibar Rosai. Non vuole essere da meno Luigi Gabriolu, che prende il centro dell'area e va a segno con il tiro. 7-2 per Sustentu in questo inizio di partita. La palla in punta per Fontana, qui malinteso, riesce comunque a recuperare Fabio Aralossi, che poi prende il tiro da 3 punti, è sbagliato. Rimbalzo di Passaretti e poi Nicola Elia che si porta in zona d'attacco, fronteggiato da Maurizio Fontana, chiamato vicino a sé per il blocco Mauro Passaretti, la palla fuori per Gianmarco Fois. Qui forse un eccesso di confidenza di Elia con il passaggio quasi no look. Ogni tanto Nicola ci delizia con questi passaggi, quando vanno a fin di bene sono perfetti, ma palla in tribuna no, non piace a nessuno. Attacca il Calasetta con Serra, miglior marcatore del campionato di Serie C, di recente anche una prestazione da 41 punti per lui, gran talento offensivo e gran tiratore. Qui è arrivato il fallo da parte della difesa del Sustentu, 14 secondi per il Calasetta per concludere questo attacco. Si spiega con uno dei due arbitri, Nicola Elia, non è convinto della chiamata delle giacchette grigie. Qui non ci pensa due volte neanche Mijatovic, che però è sfortunato con il tiro da 3 punti. È già ripartito Sustentu, Calandra fa tutto da solo e però sbaglia il sottomano, prova a lottare a rimbalzo Mauro Passaretti. L'ultimo tocco è stato di un giocatore del Calasette, dunque i pirati potranno rimanere in zona d'attacco. Come al solito Nicola Elia va a incaricarsi della rimessa in gioco. Si schierano quasi in linea i giocatori del Sustentu, poi gioco di blocchi a smarcare Gianmarco Fois. Vuole mettere un po' di ordine Fois, fronteggiato da Serra, lo attacca Fois, lo scarico per Gabriolu che attacca l'area, poi fuori ancora da Calandra, scusate, il tiro piazzato di Passaretti che non va a buon fine, contropiede velocissimo del Calasetta con Serra a tutta velocità a segno Filippo Serra. Qui abbiamo visto probabilmente cosa Sustentu non deve fare, ovvero concedere questi contropiedi così veloci a Calasetta. Sono squadre leggere, quindi è chiaro che la loro arma preferita è il contropiede. Qui chiamata la palla contesa tra Robinson e Fois, la freccia che premia il Calasetta, potrà così attaccare. 5 minuti e 58 secondi al termine del primo quarto qui al Palamellano, diretta sport.it e sardegnasport.com a raccontarvi il basket di Serie C. Sfida di cartello quest'oggi tra Sustentu e Calasetta, arresto e tiro da parte di Serra, questa volta è lungo, rimbalzo di Passaretti e poi ancora Nicola Elia in assenza di Mauro Graviano, e soprattutto lui a gestire i possessi offensivi della squadra di casa. La palla per Calandra, si torna da Nicola Elia, circolazione perimetrale, ora a Gabriolu, il taglio di Fois che è sfortunato, si palleggia sul piede, prova a usare il fisico Passaretti, si va fuori da Calandra, arresto e tiro di Calandra stoppato fallosamente secondo gli arbitri da parte di Ray Robinson. Cesare Orani, come l'hai vista? Ti sembrava una stoppata irregolare così come è stato, insomma, così come è stata la chiamata arbitrale? Sicuramente l'intervento da dietro lascia dei dubbi, anche se non mi è sembrata così sporca. Vedo Calasetta che si è disposta a zona, forse questo può essere un nuovo tema tattico della partita. Dunque cambio di difesa per il Calasetta, coach Andrea Masini sceglie la zona, la sceglie piuttosto presto nel corso di questa partita. Sustentu è avanti 8-4 con Gabriele Calandra in lunetta, 1 su 2 per lui, il rimbalzo di Predrag Mijatovic, la palla ora per Fabio Aralossi, contro di lui c'è Calandra, qui ricezione difficile per Mijatovic, l'ultimo a toccare è stato lui. Le proteste di Mijatovic che però non servono agli arbitri per cambiare opinione. Palla recuperata dal Sustentu mentre ci stiamo avvicinando alla metà di questo primo quarto.
8-4, qui altra banale palla persa. Ci auguravamo di vedere un buon basket, non ci stiamo divertendo, almeno non ci siamo divertiti, soprattutto nelle ultime due azioni. Non siamo dei bravi profeti, a quanto pare. No. Qui Fontana pesca un bel taglio da parte di Robinson che sale altissimo e va a segno con il layup che vale il -2. Calasetta 8-6, attacca Nicola Elia dal palleggio, la palla per Cabriolu, la tripla di Nicola Elia questa volta è lunga, forse Cesare Orani un tiro un po' forzato in questo caso. Forzato, la Calasetta mantiene la zona sicuramente per evitare di subire il contropiede come ha fatto nelle altre azioni. Ecco qua nuovamente campo aperto, passi da parte di Gianmarco Fois e questa la chiamata arbitrale. Era partito velocissimo il contropiede di Nicola Elia, innescato Gianmarco Fois, la sua partenza era però difettosa secondo gli arbitri e torna in attacco il Calasetta con il pallone che potrebbe valere il pareggio o addirittura il sorpasso. In punta c'è Mijatovic, ora Robinson, il pick and roll giocato con Mijatovic, c'è spazio per il tiro da 3 di Fontana, corto, rimbalzo di Elia e ripartono allora i Pirati. Nicola Elia dal palleggio, finta il passaggio, poi lo esegue in direzione di Calandra, qui raddoppiato Passaretti, la finta di Passaretti contro 2, gran canestro di Mauro Passaretti a usare il fisico. 10-6 il punteggio, 3 minuti e 48 secondi, directasport.it, sardegnasport.com in diretta dal Palamellano di Sesto, qui grande pressione su Serra, però sta scadendo il cronometro dei 24, 3 secondi, Mijatovic prende il tiro da 3, è lungo, Nicola Elia controlla il rimbalzo, allora possiamo commentare qui il tiro sbagliato da parte di Cabriolu, dicevo in precedenza Cesare Orani, un commento sulla difesa del Sustentu nelle ultime azioni. Cabriolu sta con le sue leve lunghissime negando i tiri facili al numero 14 del Calasetta, l'uomo più pericoloso in attacco se vogliamo, e quindi è una grossa pressione poi di squadra ad aiutare il giovane Luigi nei raddoppi quando è necessario. Qui campo per Alessandro Secchi, attacca Sustentu, la finta di tiro da parte di Cabriolu che poi va a finire in una gabbia, rischia anche l'infrazione di passi da 3, prova a risolvere Nicola Elia, rimbalzo di Cabriolu, ancora un rimbalzo per lui che prova con caparbietà ad andare a segno, non ci riesce nemmeno Passaretti, di tocco è ripartito il Calasetta a grandi falcate, Ray Robinson si divora tutto il campo e arriva il fallo speso da Alessandro Secchi. In precedenza parlavamo di Cabriolu, anche qui non è riuscito ad andare a segno, però un grande saggio di tecnica e anche di personalità. Sì, il giovane Luigi ha fatto 2 movimenti bellissimi, la palla non è entrata per un niente, però è bravo, complimenti. Cabriolu, lo ricordiamo, classe 1999, uno dei giocatori più giovani dell'intero campionato e non solo del Sustentu, mentre Ray Robinson è pronto in lunetta e dentro il primo libero. 7-10, -3 Calasetta con l'americano Robinson in lunetta, 2 su 2 per lui e -2 anche per Calasetta. Le indicazioni di coach Andrea Masini, prosegue la zona della formazione ospite, ora con Calandra che rischia con il braccio esterno, non arriva il fischio arbitrale. Qui Cabriolu pesca un bel taglio di Passaretti, ottimo gioco tra i due che evidentemente se la intendono parecchio, non arriva però il canestro, prova a punire e ci riesce Filippo Serra da 3 punti e sorpasso Calasetta. 11-10, primo momento di difficoltà della partita per i Pirati che devono subito reagire. Qui Passaretti che segna, si cerca molto Mauro Passaretti, serve che il giocatore in maglia numero 18 del Sustentu sia preciso però sotto canestro. Sì, una bella imbucata di Nicola Elia che ha visto il taglio di Mauro, non sono molto attenti sotto canestro i lunghi di Calasetta. Abbiamo visto Serra con un ottimo tiro da 3 punti nel momento in cui è stato lasciato libero dall'Accademia. E non è un giocatore certamente da lasciare libero Filippo Serra, qui airball da parte di Cabriolu e altro contropiede del Calasetta, ancora Serra che ci ha preso gusto, qui è sfortunato però bel rimbalzo di Alessandro Secchi
12-11 il punteggio in favore del Sustentu, che ora attacca. Elia chiama vicino a sé Alessandro Secchi, che riceve in questo momento lo scambio tra i due, la finta di Cabriolu, l'arresto e poi il passaggio sotto canestro all'indirizzo di Mauro Passaretti, che va a subire il fallo. Si cercano tantissimo Cabriolu e Passaretti e si trovano anche molto bene. La difesa del Calasetta è diventata una 3-2, il fondo è molto libero, i tagli di Mauro Passaretti, ripeto, non vengono seguiti a dovere. In questo momento Serra sotto canestro cede anche molti centimetri a Passaretti, quindi diciamo che è facile per lui ricevere la palla. Time out chiamato da coach Andrea Masini e piccolissima pausa per noi. Squadre nuovamente in campo al Palamellano. Il signor Farneti discute con il coach Andrea Masini, che chiede scusa, probabilmente si era allontanato troppo spesso dalla sua area tecnica, mentre Mauro Passaretti è già pronto in lunetta per il primo dei due tiri liberi che avrà a disposizione. Cala il silenzio qui al Palamellano, massima concentrazione per Passaretti, che pur con qualche epatema manda a segno il primo libero. Mauro Passaretti che fa 2 su 2, sono punti importanti quelli a cronometro fermo per il Sustentu, ora avanti di 3 lunghezze, 14-11, punteggio basso, e questa forse è una buona notizia per il Sustentu, mentre Mijatovic attacca l'area, non riesce a tenere il contatto e ad andare a segno. Quel contropiede di Secchi, che poi prende il tiro da 3, non riesce ad andare a segno, ma ancora Cabriolu che recupera il rimbalzo e segna. Luigi Cabriolu, probabilmente il migliore in campo assieme a Passaretti fino a ora in casa Sestu. Sente molto la partita, vedo molto concentrato, è entrato veramente carico in partita. Adesso lo vediamo in difesa, battuto nell'1 contro 1, ottima azione del Calasetta con gioco a 2 con Fontana. Qui Filippo Serra con un bel crossover si era liberato di Cabriolu. Lo scarico sotto canestro, intanto c'è un cambio in campo per il Calasetta, esce Mijatovic ed entra il numero 18 Alberto De Liperi, cambio anche in casa Sustentu ed entra atteso Mauro Graviano. In maglia numero 4 è uscito invece il capitano Nicola Elia, applaudito da tutto il pubblico sestese. Maurizio Fontana, capitano invece del Calasetta, che ha sbagliato la prima conclusione a cronometro fermo. 16-11 il punteggio qui al Palamellano, 1 su 2 per Maurizio Fontana, bandiera della formazione giallo-blu. Allunga la difesa coach Andrea Masini e viene fuori comunque Cabriolu, che attacca l'area, va fuori da Calandra, la palla in punta per Graviano, circola bene la sfera nell'attacco del Sustentu. Passaretti sale più in alto di tutti e realizza il canestro del 18-12. Il tema sembra quello, ovvero attaccare il pitturato, dare la palla a Passaretti e sfruttare il vantaggio in termini di centimetri nel cuore dell'area. In questo momento il Calasetta ha un quintetto veramente basso rispetto al nostro, anche se continua ad attaccare in maniera ottimale. Vedo la zone press adesso. Opla. Zone press che paga dividendi per il Calasetta, a segno, anzi no, con Filippo Serra, perché è arrivata la stoppata da parte di Alessandro Secchi. Poi De Liperi ci prova sulla sirena del primo quarto che finisce però così, con il Sustentu in vantaggio con il punteggio di 18-14. Piccolissima pausa per noi e poi ancora in diretta dal Palamellano per il secondo quarto di Sustentu Calasetta. Si torna a giocare al Palamellano, secondo quarto di Sustentu Calasetta. Andiamo a riepilogare i quintetti per Sustentu: Graviano, Davide Melis, Alessandro Secchi, Gabriele Calandra e Mauro Passaretti. Per il Calasetta invece Aralossi, De Liperi, Fontana, Robinson e Serra. Quel tiro sbagliato da parte di Passaretti, che però lotta ancora sotto le planche e riesce a recuperare il pallone. Calandra qui perde ingenuamente palla contro la pressione di Filippo Serra, la finta di Serra che però si arresta, gli chiude la via del canestro molto bene Alessandro Secchi. Qui la tripla di Serra sbagliata, il rimbalzo di Passaretti che però perde il controllo del pallone, ne approfitta De Liperi per il canestro del -2 Calasetta. 16-18, bisogna limitare il più possibile queste amnesie qui
un'altra palla persa da parte del Sustentu e corre il Calasetta con Aralossi, la finta del tiro da 3 punti, poi il pick and roll giocato con Fontana. Ora Filippo Serra, il blocco di Robinson che si apre poi per il tiro da 3 punti, corto. 18-16 il punteggio, qui rischia un'altra palla persa il Sustentu, approccio un po' difficile in questo secondo quarto. Calasetta ha aumentato i giri in difesa e quindi eccolo qua, un'altra palla recuperata e persa al tempo stesso. Cambio per Sestu, corre ai ripari coach Marco Sassaro, pronto a tornare sul parcheggio Marco Fois, esce invece Mauro Passaretti che ha speso tanto in questo inizio di partita. In precedenza anche una palla persa piuttosto banale dopo il rimbalzo difensivo, ha bisogno di un pizzico di riposo forse il centro titolare del Sustentu in attacco con Gabriele Calandra dal palleggio, attacca l'area, Calandra, bello scarico per Alessandro Secchi che trova un canestro facile da sotto canestro. Attacca ora il Calasetta con Aralossi, l'intercetto da parte di Gianmarco Fois, ripartono i pirati ancora con Alessandro Secchi, ancora a lavorare con il fisico, altro canestro di Secchi che si è preso la scena negli ultimi 2 possessi. Abbiamo invertito la situazione, adesso 2 palle recuperate Accademia, 2 contropiedi portati a termine molto bene da noi. Partita abbastanza schizofrenica con continui cambi di ritmo da una parte e dall'altra. Qui altra palla persa dal Calasetta, può correre Sustentu con Mauro Graviano che si butta dentro, si appoggia al tabellone ma è sfortunato, non riesce a recuperare il rimbalzo Davide Melis. Ora 2 contro 1, Serra alza per Robinson che realizza da sotto e ricuce un po' il parziale che Sustentu stava portando a provare avanti. 18-22 il punteggio, 7 minuti e mezzo all'intervallo lungo qui al Palamellano con Gianmarco Fois raddoppiato, riesce a scaricare fuori il passaggio no look di Alessandro Secchi per Mauro Graviano nel cuore dell'area, rischia di perdere il pallone, poi Melis sbaglia il tiro da 3, corre ancora Aralossi, qui fallo tattico speso da Gabriele Calandra, probabilmente una scelta intelligente in questo caso. Assolutamente sì, abbiamo visto ormai che ad altissimo livello il contropiede non lo si vuol subire mai, per cui appena la squadra è votata al contropiede la difesa lo interrompe immediatamente. Qui ancora viene utilizzato non nella maniera corretta e soprattutto viene sopportato in maniera negativa da chi lo subisce. Rimessa per il Calasetta, è pronto a incaricarsene Fabio Aralossi, riceve Maurizio Fontana che restituisce la sfera all'indirizzo del suo playmaker fronteggiato da Nicola Elia. Palla ancora per Fontana, fuori dall'arco, c'è spazio per il tiro da 3 di Aralossi, battezzato, però punisce la difesa Fabio Aralossi. Qui tripla non contestata, probabilmente non è il caso di concedere queste conclusioni così aperte dall'alto. No, è il loro spazio, il loro gioco, è chiaro che sono tiratori pericolosi. Ecco di nuovo palla dentro e il nostro gioco in questa partita sicuramente sta dando gli effetti voluti dall'allenatore. Il gioco perimetrale del Calasetta contro il gioco maggiormente interno del Sustentu è questo il tema principale della partita, mentre Ray Robinson rischia di sfondare contro Gianmarco Fois, sbaglia il tiro, recupera il rimbalzo, si lamenta la panchina del Calasetta, si sbraccia coach Andrea Masini che però non riceve il fischio arbitrale a favore, punita invece la difesa di Alberto De Liperi, giocatore in maglia numero 18 del Calasetta, prodotto del vivaio della scuola basket Carbonia, che è andato a commettere il primo fallo della sua partita. Si discute anche a ridosso della panchina del Sustentu tra coach Sassaro e Nicola Elia. Qui ancora gioco fermo, il signor Farnetti va a discutere con coach Marco Sassaro. Allora, con Cesare Orani parliamo degli ultimi adeguamenti anche in casa Calasetta, quali sono stati? Beh, Calasetta adesso sta chiamando nuovamente un cambio difensivo, passeranno nuovamente a uomo, probabilmente la zona non ha soddisfatto coach Masini, anche perché comunque dentro l'area abbiamo continuato a segnare con una certa costanza, quindi sicuramente adesso, visto anche il ritmo che è aumentato, vorrà, ecco qua,
aumentare la pressione in difesa per puntare sul contropiede. Qui Tonnara a rimbalzo non riescono a realizzare, prima Graviano e poi Gianmarco Fois, ne approfitta il Calasetta con il fallo speso da Mauro Graviano su Aralossi. Qui probabilmente bravo Aralossi ad accentuare il contatto che forse era stato abbastanza veniale con Graviano. Sembravamo in un campo di calcio, a dir la verità. Rimessa in zona d'attacco per il Calasetta. Riceve Maurizio Fontana, prova a smarcarsi al centro dell'area Robinson, bella partenza da parte di Aralossi, fuori da Fontana, ancora il tiro da 3 punti di Aralossi, a segno, 24 pari al Palamellano quando siamo ormai giunti alla metà del secondo quarto. Fabio Aralossi, un fattore in questo momento della partita. Qui torna a zona il Calasetta, il tiro di Davide Melis è corto. Come va attaccata questa zona del Calasetta in questo frangente della partita? Abbiamo visto al primo quarto come abbiamo attaccato bene, adesso stiamo subendo purtroppo i tiri dal perimetro del Calasetta. Abbiamo attaccato benissimo, dicevo, sul fondo con la presenza del nostro lungo e con la palla dentro l'area, questo era il sistema corretto. Terza tripla di Fabio Aralossi che si sta prendendo la scena. Vantaggio Calasetta qui al Palamellano, 27-24, probabilmente è il caso di uscire in maniera più aggressiva quando Fabio Aralossi alza la mano fuori dall'arco, attacca Sustentu ora con Gianmarco Fois accoppiato con Robinson, prende un tiro che però non trova fortuna al momento di difficoltà per Sustentu, mentre Calasetta prova ad affondare il colpo con Ray Robinson. Fuori dall'arco c'è Filippo Serra, su di lui Davide Melis, Filippo Serra mano sinistra nel cuore dell'area, alza la parabola, sbaglia, sale altissimo però Alessandro Secchi a strappare il rimbalzo. Mauro Graviano contro 2, Graviano che non riesce nel gioco da 3 punti, chiamato probabilmente il fallo in attacco da parte di Graviano, ed è così il signor Mele di Sassari vede un fallo in attacco, time out in campo chiamato da coach Marco Sassaro. Discussione tra Nicola Elia e Maurizio Fontana. Cesare Orani, c'è spazio per commentare l'ultimo fischio arbitrale, punito forse oltremodo il gioco fisico di Mauro Graviano che però sembrava entro i limiti del regolamento in questo caso. Ma ha punito l'uso del gomito a protezione della palla da parte di Graviano, però francamente non ho visto un'infrazione. Soprattutto è una scelta rischiosa a livello arbitrale perché da questo momento in poi va mantenuta una coerenza da questo punto di vista e non è semplice mantenere poi le redini della partita e fischiare tutti questi contatti perché ce ne sono e ce ne saranno tantissimi. In questo campionato coerenza arbitrale ne abbiamo visto poca. Poca esperienza da parte di alcuni arbitri che sono giovani, chiaramente anche loro dovranno fare le loro esperienze. Sicuramente la paura è sempre quella che poi non si vada nello stesso binario e quindi si possa mettere la partita in una situazione un po' difficile da gestire dopo. Questo assist di Cesare Orani ci permette anche di tornare indietro di una settimana a quello che è successo a Elmas nell'ultima vittoria del Sustentu, in quel caso doppia espulsione, da una parte Gianmarco Fois, dall'altra parte Roberto Biggio, 2 giornate di squalifica per quest'ultimo, una invece per Gianmarco Fois, poi tramutata in multa. Ovviamente quello che tutti vorremmo anche quest'oggi è che non si trascendesse ovviamente dal livello puramente agonistico, ma fino a questo momento Calasetta e Sustentu non ci hanno dato modo insomma di pensare che la partita possa andare a terminare su binari sbagliati. Qui ancora Calasetta in attacco, 14 secondi per concludere l'azione. Filippo Serra è pronto a incaricarsi della rimessa, la palla fuori sul perimetro ancora con Aralossi, l'uomo decisivo per i tabarchini in questo secondo quarto. La palla ora per Fontana, Robinson, bello scambio con l'assist di Robinson e poi Fontana va a concludere in sottomano. Non è questa sicuramente la difesa che vuole vedere coach Marco Sassaro, prova a rispondere Elia con tutta la sua classe, con tutta la sua esperienza, però c'è bisogno di registrare qualcosa in difesa. Assolutamente sì, questo quarto ha premiato molto il Calasetta, concentrata, ottima
in attacco, sta facendo le scelte giuste, ha messo il ritmo giusto in campo. Qui sta soffrendo abbastanza. Qui Robinson murato, però poi c'è l'intercetto da parte di Filippo Serra che riparte a tutta velocità, finta la tripla Aralossi che si sente in fiducia, stavolta però il suo tiro è corto, rimbalzo di Nicola Elia e può correre su Stentu che si affida a Mauro Graviano. La palla ora per Nicola Elia, lo scarico sotto per Alessandro Secchi, arriva il fallo da parte di Maurizio Fontana che a suo avviso aveva preso solamente il pallone. Discute anche con il compagno dei Liperi, Maurizio Fontana, mentre Alessandro Secchi è pronto in lunetta per 2 liberi. 29-26 il vantaggio del Calasetta, 3 minuti e 3 secondi all'intervallo lungo qui al Palamellano. Directasport.it e sardegnasport.com in sinergia al fianco del Sustentu per tutto il campionato, in diretta streaming sui vostri PC, sui vostri dispositivi portatili tramite la piattaforma YouTube in tutta Italia. Chiamato lo schema a pugno, qui torniamo in diretta con l'attacco di Aralossi che va a sfondare contro Alessandro Secchi. Qui prova a stringere qualche vite difensiva su Stentu e a fare la differenza anche l'esperienza di Alessandro Secchi. In questo momento Graviano, Elia e Secchi sicuramente rappresentano i giocatori di massima esperienza della nostra squadra. Sicuramente in questo momento dovranno essere loro a porre il ritmo giusto, sia in difesa che in attacco, con scelte magari un attimino più intelligenti. In questo momento Calasetta nuovamente a zona 2-3, quintetto basso, ci vuole pazienza per attaccarla e magari un po' di percentuale al tiro. Qui il passaggio all'indirizzo di Cabriolu che trova un buon tiro ma non riesce a mandarlo a segno, peccato per Sustentu. Azione ben costruita. 29-27 il punteggio, mentre torna in campo Predrag Mijatovic ed esce il capitano Maurizio Fontana. Sembra voler allungare la difesa coach Andrea Masini, tanti cambi difensivi per il tecnico dei Tabarchini. Palla nuovamente in gioco, chiama ancora lo schema a pugno Filippo Serra. Su di lui c'è Luigi Cabriolu, la palla in punta per Mijatovic, ora Fontana prova a smarcarsi usando il fisico Robinson, riesce a ricevere in questo momento, bel passaggio per Mijatovic, su di lui c'è il fallo di Alessandro Secchi. Qui bel passaggio nel cuore dell'area per Mijatovic che contro il suo istinto forse di giocatore più perimetrale era andato a prendere bene posizione nel cuore dell'area. È il fallo di Alessandro Secchi che non deve gravarsi di falli, abbiamo visto nella partita contro l'Esperia, insomma la sua mancanza si è sentita nel momento caldo della partita, probabile che coach Sassaro voglia preservarlo da questo momento in poi. Una rotazione abbastanza lunga nella panchina dell'Accademia, quindi il segreto è cercare di non arrivare con troppi falli sulla groppa e poter finire la partita, questo è importante. Segna dalla lunetta Mijatovic, il giocatore montenegrino del Calasetta, mentre attacca su Stentu con Cabriolu che sale altissimo, però è ancora impreciso al tiro. Ancora il contropiede del Calasetta con Serra da 3 punti, esulta in direzione della nutrita fazione di pubblico arrivata quest'oggi da Calasetta. 34-27, più 7 Calasetta che prova a scappare via qui al Palamellano. L'errore da 3 punti da parte di Alessandro Secchi e vuole rallentare ora Filippo Serra, chiamato ancora allo schema a pugno. La palla per Fontana, ricezione profonda di Mijatovic contro Secchi e potenziale gioco da 3 punti di Alessandro Secchi, scusate, di Predrag Mijatovic con il fallo ovviamente di Alessandro Secchi. Esulta la panchina del Calasetta, esultano i giocatori in campo, anche qui siamo stati cattivi profeti. Terzo fallo di Alessandro Secchi. Vedo passare, no, Melis sul banco sta dando un cambio proprio ad Alessandro Secchi. Percentuali da 3 che premiano tantissimo Calasetta, spinti dal proprio pubblico, hanno preso un bel vantaggio di 9 punti, adesso hanno un tiro libero aggiuntivo.
prova a prendere il largo il Calasetta, si fa sentire il pubblico ospite, sbaglia il libero aggiuntivo Mijatovic, c'è bisogno di una scossa per Sustentu. Prova a rispondere anche il pubblico di casa, Nicola Elia cerca Mauro Graviano e il passaggio per il nuovo entrato Edoardo Melis, arriva però un'altra palla recuperata dal Calasetta con Maurizio Fontana a cercare Filippo Serra, la penetrazione di Serra, lo scarico difficile per Fontana, qui una buona idea di Serra, difficile l'esecuzione, arriva la palla persa e chiama il time out coach Andrea Masini, momento di difficoltà per Sustentu, 36-27, da dove bisogna ripartire? Dalla difesa sicuramente, e poi qualcuno magari dovrebbe rallentare un po' il ritmo e cercare qualche soluzione migliore, così come è stato nel primo quarto, dove il gioco al centro dell'area ci ha sicuramente premiato. La ricerca dell'area dei tre secondi forse è importante, quella era la strada giusta. Partita particolarmente complicata, lo si sapeva anche alla vigilia, insomma è difficile trovare per Sustentu partite semplici in questo campionato di Serie C. Probabilmente la Sora Generucci è una squadra poco competitiva in questo momento, per il resto tutte le settimane si trovano squadre che possono metterti in seria difficoltà, anche oggi il Calasetta ne sta dando un'ampia dimostrazione. L'abbiamo detto più volte, è un campionato equilibrato, ci sono molte squadre in grado di arrivare sino alla fine del campionato contestando il primo posto, e credo che questa sia la dimostrazione oggi. Il Calasetta ha una formazione di tutto rispetto, sta vincendo nel nostro campo, sta meritando in questo momento di vincere. Un'altra cosa che ho notato, insomma tu sei anche un tecnico oltre che dirigente del Sustentu, coach Marco Sassaro nel momento di difficoltà, un time out molto tranquillo, senza alzare la voce, vuole infondere tranquillità ai suoi giocatori che rispondono subito con Edoardo Melis. Sposi insomma questa filosofia? Assolutamente sì, non è il momento di alzare i toni questo, partita ancora lunga, bisogna trovare l'equilibrio giusto, le scelte giuste. 35 secondi all'intervallo lungo, attacca Calasetta con Deliperi che si prende il tiro da 3 punti, ancora a segno, esulta Alberto Deliperi, percentuali fantascientifiche al tiro da 3 punti per il Calasetta, ancora a zona, 39-29, massimo vantaggio per i tabarchini. Prova a scuotersi Sustentu con il bel passaggio di Cabriolu che trova lungo la linea di fondo il canestro di Edoardo Melis. 39-31, 5 secondi, Robinson da casa sua a segno, incredibile al Palamellano, Calasetta sul più 11 all'intervallo lungo, 42-31 il punteggio. E ora insomma Cesare Orani, non sarà semplice anche per il Calasetta mantenere queste percentuali al tiro da 3 per tutta la partita, altrimenti sarebbe una squadra pronta già adesso per giocare magari anche in Serie B, in Serie A2, non so. Beh, le percentuali sono altissime e giustamente il coach Masini si è schierato a zona 2-3 perché le nostre percentuali non sono altrettanto buone, però c'è da dire che anche se ha scelto una buona difesa non lo sta ripagando perché l'area non è protetta e quindi è quasi un controsenso. Sto difendendo l'area ma sto prendendo i canestri da dentro l'area. Noi dovremmo magari aumentare le percentuali da 3 punti per avere maggiore pericolosità, questo sì. Andiamo a prenderci una piccola pausa tra 10 minuti circa, nuovamente in diretta dal Palamellano per il secondo tempo di Sustentu Calasetta. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Nuovamente in diretta dal Palamellano di Sesto dopo i primi 20 minuti. Avanti c'è il Calasetta col punteggio di 42-31. Squadre già sul parquet, riepiloghiamo i quintetti per la formazione tabarchina: Filippo Serra, Fabio Aralossi, Predrag Mijatovic, Ray Robinson e Maurizio Fontana. Per i padroni di casa del Sustentu: Luigi Cabriolu, Mauro Graviano, Nicole Elia, Edoardo Melis e Gianmarco Fois. Tutto pronto e si può ripartire. Directasport.it e sardegnasport.com con una diretta offerta ovviamente dagli sponsor di Casa Accademia Basket, a cominciare dal ristorante complesso turistico Sustentu. Qui il tiro di Ray Robinson è sbagliato, lotta bene a rimbalzo Edoardo Melis che porge in direzione di Mauro Graviano. Attende l'arrivo di Nicole Elia che pensa alla tripla, fa saltare Filippo Serra, poi cerca uno scarico che sembrava ben eseguito all'indirizzo di Edoardo Melis. Qui il pallone non passa perché c'è un tocco con il piede. 9 minuti e 29 secondi. Sono passati neanche 30 secondi dall'inizio del terzo quarto. 16 invece ancora per attaccare per i pirati di Marco Sassaro. Tripla di Nicole Elia e lunga lotta a rimbalzo. Gianmarco Fois non riesce a strappare il pallone, che è preda invece di Ray Robinson. Palla per Mijatovic, usa il fisico contro Elia e il suo tiro da sotto però è sbagliato in ben 2 circostanze. Qui Mijatovic contro Elia, Cabriolu dall'altra parte sbaglia l'arresto e tiro. Riparte il Calasetta con Mijatovic, qui un pasticcio del giocatore montenegrino e Cabriolu non si fa pregare, a segno 42-30 prova a scuotersi Sustentu con Luigi Cabriolu. Qui Mijatovic protagonista in negativo nelle ultime 2 azioni. Scusa, ero distratto. Sì, abbiamo visto ancora la sua poca propensione al gioco dentro l'area. Calasetta si schiera nuovamente a zona 2-3. Qui il tiro da 3 di Gianmarco Fois è sbagliato, ma c'è Edoardo Melis che tiene vivo per Sustentu. Ancora per Edoardo Melis che alza la parabola e va a segno. Prova a scuotersi Sustentu, stavolta con Edoardo Melis che, tenendo conto anche dei 3 falli di Alessandro Secchi, è chiamato a una prova di spessore in questo frangente della partita. Edo ha tutti i numeri per fare delle buone partite, delle buone cose, degli ottimi fondamentali. A volte manca forse nella concentrazione giusta, nella grinta che magari non riesce a dimostrare, anche se lui è sempre particolarmente concentrato in gara. 42-35 il punteggio, sempre più 7 Calasetta. Attacca Sustentu con la penetrazione tentata da parte di Cabriolu, su di lui difende bene però Filippo Serra da 3. Gianmarco Fois forse un po' affrettato, strappa il rimbalzo Maurizio Fontana. Ora Aralossi, sale Filippo Serra che riceve in questo istante, esce fuori dai blocchi Ray Robinson che va a cercare Maurizio Fontana, prova a farsi largo a sportellate, Fontana si lotta e Fontana che ne viene fuori con un fallo. 2 liberi allora per il capitano del Calasetta. Qui Maurizio Fontana paga parecchi centimetri al compagno Mijatovic, però abbiamo visto molto più portato al gioco interno, per tornare al discorso che facevamo in precedenza. Fontana credo che ormai faccia tutti i ruoli nel Calasetta. Giocatore particolarmente eclettico e va sottolineato anche l'ottimo lavoro di coach Andrea Masini. Calasetta squadra davvero molto organizzata, sicuramente la migliore ovviamente assieme all'Esperia vista su questo parquet nel corso di questa stagione.
Dunque complimenti anche al tecnico tabarchino, che parlavamo in precedenza con coach Cesare Orani. Diversi anni fa costò la Serie A all'Esperia, sicuramente un ricordo caro anche a lui. La partita decisiva, venne espulso assieme a Turella. Qui ancora Aralossi a tutta velocità, si prende la penetrazione, altri 2 punti per il Calasetta che torna sul più 10, 45-35. C'è bisogno di difendere meglio anche il pitturato. Qui Gianmarco Fois sbaglia ma lotta ancora e si guadagna un fallo. Proteste dei giocatori del Calasetta, si lamenta anche Andrea Masini. Come l'hai vista? Ma il fallo c'era, ci sono parecchi contatti sotto canestro da ambo le parti, gli arbitri arrivano un po' in ritardo su queste decisioni. Proteste molto pacate comunque da parte di Ray Robinson. Primo libero a segno per Gianmarco Fois. 45-36, momento di difficoltà per Sustentu. 2 su 2 per Fois e respira allora l'Accademia. 45-37 il punteggio. Ancora Fabio Aralossi prova a prendere la penetrazione, fa ancora fino in fondo e c'è un problema ulteriore in casa Sustentu, ovvero quello di contenere Fabio Aralossi, che nel primo tempo ha fatto male dalla lunga distanza, adesso sta facendo male anche con le penetrazioni. Sì, Aralossi oggi sta facendo un'ottima partita e sta alternando da buon giocatore qual è le soluzioni. Quel recupero di Cabriolu perfezionato poi da Gianmarco Fois, attacca Sustentu, Fois va fino in fondo ad attaccare il ferro. Con coraggio Gianmarco Fois, 2 punti per Sustentu, che ora però deve dare delle risposte in difesa. Ancora Aralossi che si prende la tripla e corta, rimbalzo lungo controllato da Luigi Cabriolu, conduce anche l'azione offensiva. Cabriolu qui va a cercare palla da dietro Filippo Serra, che sostiene di aver preso il pallone, però come sempre succede quando un giocatore cerca palla da dietro gli arbitri sono portati a fischiare il fallo. Fischiano quasi in automatico. Rimessa in zona d'attacco per Sustentu, Nicola Elia ha ceduto all'indirizzo di Mauro Graviano. Qui provava il passaggio no look per Gianmarco Fois, intercettato, ma attacca ancora Sustentu. Bella palla di Melis per Gianmarco Fois, qui poteva tirare Melis, ha scelto l'opzione Gianmarco Fois, ha fatto bene direi. Era un rischio di una chiamata da 3 secondi da parte degli arbitri. Ancora Aralossi in fiducia, qui decide però di affidarsi a Filippo Serra, la palla fuori per Fontana con spazio da 3, Fontana è corto, sale altissimo Mijatovic, poi si va a lottare, la freccia premia Sustentu che ha bisogno di ritmo adesso, ha bisogno di palle recuperate anche come questo. Sì, questo è un momento delicato perché 5 minuti del terzo sono già passati e stiamo cercando di diminuire lo svantaggio, siamo a -6 con palla in mano. -6 palla in mano su Sustentu, 47-41 in favore del Calasetta, 5 minuti e 15 secondi prima dell'ultimo mini intervallo qui al Palamellano. Directasport.it e sardegnasport.com. Allunga la difesa coach Andrea Masini. Tanti adeguamenti difensivi da parte del tecnico del Calasetta, che in questo caso immagino voglia andare a mangiare qualche secondo prezioso all'attacco del Sustentu. Sì, sicuramente è un modo per poi permettere alla squadra di difendere in una situazione con minori secondi a disposizione da parte dell'attacco. Si asciuga il parquet mentre coach Marco Sassaro ne approfitta per discutere con Mauro Graviano e ora con Edoardo Melis. Directasport.it e sardegnasport.com in diretta dal Palamellano, grazie alla sinergia con il complesso turistico Sustentu, Boni Mores, produzione biologica di olio extravergine di oliva, poi tutti gli altri sponsor di casa Accademia Basket quest'oggi a fornirvi
gentilmente questa finestra sul basket di Serie C. Qui ancora un altro tiro ottimamente costruito da Luigi Cabriolu, che però è sfortunato. Qui fallo sul tiro da 3 di Filippo Serra, molto bravo, direi quasi alla Reggie Miller, col calcetto in avanti ad andare a cercare il contatto sul tiro da 3 punti. Va sottolineata anche l'esperienza e la malizia che serve a questi livelli. Sì, un po' di malizia ce l'ha messa, ma Luigi lì, frustrato dall'errore che ha fatto in contropiede dopo una bellissima azione, è andato a commettere con una grandissima ingenuità un fallo su un tiro piazzato del numero 14. Ingenuità perché arriva proprio in un momento in cui il Sustentu sembrava faticosamente sul punto di ricucire lo svantaggio, invece 3 liberi per Filippo Serra, che ha segnato il primo. I fischi del Palamellano non servono a fargli sbagliare il secondo. 49-41, che diventa 50-41, nuovo più 9 per Calasetta. L'attacco del Sustentu mentre si alzano i cori del pubblico, arrivato numeroso quest'oggi da Calasetta. Nicola Elia dal palleggio, il blocco di Edoardo Melis, il pick and roll giocato tra i due. Difficoltà per l'attacco del Sustentu, che deve forzare con 8 secondi sul cronometro. Trova una soluzione Mauro Graviano, però anche qui probabilmente si era entrati un po' troppo lentamente nei giochi. Molta palla ferma da parte di Elia, che cercava la situazione di 1 contro 1. Adesso abbiamo 14 secondi per giocare la palla in attacco. Gianmarco Fois va a cercare ancora Graviano, che prova a sfruttare il mismatch con Deliperi, viene però raddoppiato da Fontana, il tiro è sbagliato, lotta al rimbalzo Edoardo Melis, recupera Graviano e poi Gianmarco Fois, che è sfortunato, per poco non trova il gioco da 3 punti, si dispera in panchina coach Marco Sassaro. 50-41, 2 liberi per Gianmarco Fois. In precedenza abbiamo visto Mauro Graviano accoppiato con Deliperi provare ad andare a sfruttare il mismatch, però subito raddoppiato dalla difesa del Calasetta. Graviano è abituato ad andare in pivot basso e giocare 1 contro 1 con i playmaker avversari, ha le capacità, il fisico, la tecnica per farlo. Chiaramente il Calasetta è adeguato e va a raddoppiare su questa azione. Fischi all'indirizzo di Gianmarco Fois, che però segna il primo libero. 50-42. Sustentu che ha bisogno di una reazione. Coach Marco Sassaro passeggia nervosamente a ridosso della sua panchina. Errore di Gianmarco Fois, che però con grande caparbietà recupera il rimbalzo d'attacco. Extra possesso per Sustentu con Cabriolu, che si affida ancora a Fois. Qui gran passaggio per Edoardo Melis, a segno con il layup da sotto canestro. Qui boccata d'ossigeno per Sustentu con un canestro ottimamente costruito. 2 belle azioni di Fois ci hanno riportato in una linea di galleggiamento. Adesso la difesa uomo. Fontana all'indirizzo di Mijatovic, che si arresta in difficoltà. Mijatovic pressato da Graviano e arriva il recupero. Cabriolu tutto solo in sottomano a segno e prova allora a reagire Sustentu, che si riporta sotto di 4 lunghezze. 50-46, 3 minuti e 36 secondi. L'attacco di Serra contro 2, altra palla persa e ancora Mauro Graviano dal palleggio. Quel passaggio ancora Cabriolu a segno e time out in campo chiamato da coach Andrea Masini. Tripudio al Palamellano. 50-48, meno 2 Sustentu, che ritorna prepotentemente in partita. Un minuto fa sembravamo a Calasetta per il gran tifo del pubblico di casa calasettana, adesso siamo tornati a Sesto. Meno 2, è stato un buon break. Break propiziato dalla difesa, la stavamo chiamando da parecchio tempo, finalmente è arrivato. Difesa, un po' di azioni sporche, così come vengono definite, buoni contropiedi condotti dall'Accademia che hanno ridotto lo svantaggio. Fasi accese della partita, anche noi andiamo a prenderci una piccolissima pausa prima di tornare in diretta.
Di nuovo in diretta dal Palamellano, directasport.it e sardegnasport.com a raccontarvi questa avvincente sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Qui voleva un fallo Deli Peri, su di lui l'esperienza di Nicola Elia, ancora Cabriolu, qui capisce tutto, però Fontana con esperienza, contropiede del Calasetta, Serra glaciale a segno Filippo Serra. Qui un canestro che va a spezzare un pochino il ritmo che aveva trovato su stento. Intanto seguiamo però Mauro Graviano, si fa largo come al solito, quando decide di usare il fisico non ce n'è per nessuno. Assolutamente sì, e lì abbiamo visto l'ennesima dimostrazione di quanto l'esperienza conta. Cabriolu lì è andato via cercando di infilare la difesa aperta del Calasetta, ma forse era il caso di rallentare il gioco. Attacca Serra, si affida ora a Robinson, il tiro da 3 di Ray Robinson è corto, arriva il fallo in attacco, se non ho visto male. Infuriato coach Sassaro, e allora il fallo è della difesa, contento di fallo tecnico all'indirizzo qualche secondo di indecisione anche per noi, perché stiamo cercando anche noi di capire quello che è successo per andarvelo poi a raccontare. Cesare Orani, forse hai capito meglio di me quello che è successo. Probabilmente una sorta di simulazione per aver subito un fallo da parte del numero 7 del Calasetta. L'allenatore ha esultato, Sassaro ha esultato, Fontana non ha gradito il modo con cui il coach dell'Accademia ha esultato. Tuttora è molto adirato e forse ha anche ragione. Intanto Nicola Elia va a segno, dunque era il famoso flopping, così come viene definito in gergo tecnico, e coach Marco Sassaro ci era sembrato esultare, poi ci era sembrato anche infuriato, qualche istante di indecisione anche per noi. 52-51, meno 1 su Stentu, che ora attacca per andare in testa a questa partita. Nicola Elia va a cercare Gianmarco Fois, ora Cabriolu osserva il piazzamento dei compagni, la palla per Mauro Graviano, torna in punta Graviano a gestire il pallone, sale per il blocco Edoardo Melis, ancora Graviano che però è sfortunato qui, si palleggia sul piede, un'altra ingenuità, e a questo punto della partita non se ne sentiva il bisogno. No, assolutamente, la palla dove si è gestita con maggior freddezza. Prova ad approfittarne il Calasetta con Ray Robinson che attacca Gianmarco Fois, che aveva buona posizione difensiva, è più bravo di lui però in questo caso Gianmarco Fois. C'è da asciugare il parquet. Io ti chiedo, era buona la posizione di Fois? Ma è una grande accelerazione da parte di Richardson, bellissima penetrazione, ottimi movimenti, è un vero atleta. E dunque sottolineiamo giustamente il gesto tecnico di Ray Robinson a eludere l'intervento difensivo da parte di Gianmarco Fois, che era andato a prendere posizioni in difesa. Non è stato abbastanza, però più veloce di lui Ray Robinson, davvero giocatore degno di nota, giocatore di altissimo livello, mentre sale la temperatura anche al Palamellano. Tantissimo il pubblico arrivato quest'oggi da Calasetta, ma abbiamo visto il Palamellano sa essere sesto uomo in campo nei momenti decisivi. 1 minuto e 39 al termine del terzo quarto, attacca su Stentu, 54-51, più 3 Calasetta, Mauro Graviano accoppiato con Alberto Deli Peri, sale Edoardo Melis per il blocco, sporcato il pallone di Graviano, ora attacca ancora il pitturato Mauro Graviano, e sembra essere questo il tema tattico scelto da coach Marco Sassaro, ovvero palla in mano a Graviano a sfruttare la differenza di chili e centimetri con Deli Peri in questo caso. Mauro, se riesce a conquistare l'area sicuramente riesce a essere dominante rispetto all'avversario, è anche in grado di poi servire un ottimo passaggio
per il taglio del lungo. Sembra essere questa appunto la chiave di volta cercata da coach Marco Sassaro. 2 su 2 per Mauro Graviano, 54-53, meno 1 su Stentu che ora deve difendere. Deliperi in punta, prova ad andare dentro, fuori da Aralossi che fa saltare Melis, prende il piazzato, bravissimo qui Fabio Aralossi, davvero gran canestro, fa saltare il suo difensore, poi glaciale con l'arresto e tiro. 56-53, Cabriolu cerca Edoardo Melis, prova a fare tutto da solo, Edoardo Melis contro 3, non va a segno, qui gran balzo di Cabriolu che però decide, o meglio non riesce a recuperare il pallone, qui decide invece Nicola Elia di spendere il fallo per fermare l'azione del Calasetta. Sembra aver perso un pochino quel mordente che aveva trovato faticosamente su Stentu qualche istante fa. Sì, le guardie del Calasetta continuano a far bottino, continuano a segnare con continuità, per noi sta diventando un problema tenerle a bada. 42 secondi al termine del terzo quarto, qui Filippo Serra sbaglia ma c'è Robinson a segno dopo il rimbalzo d'attacco. Fattore importante in questa partita Ray Robinson che regala il nuovo +5, Calasetta 58-53, l'attacco di Cabriolu. Ora c'è Nicola Elia, il passaggio no look per Edoardo Melis. Qui gran passaggio da categoria decisamente superiore di Nicola Elia e anche bravo Edoardo Melis a farsi trovare pronto. Sì, era un po' il tema del primo quarto dove Passaretti ha trovato grandi spazi per far canestro. Adesso 3 secondi per il Calasetta, la tripla tentata da Ray Robinson, c'è ancora un centesimo da giocare, probabilmente troppo poco anche per mandare per aria una preghiera. Nicola Elia che riceve in questo momento il pallone, lo porge all'indirizzo di Cabriolu che ci prova, ovviamente non in tempo utile. Allora il terzo quarto finisce con il Calasetta in vantaggio sul +3 contro Sustentu, 58-55 il punteggio. Altra piccolissima pausa per noi. Ancora in diretta dal Palamellano, ultimi 10 minuti di Sustentu Calasetta, quinta giornata del campionato di Serie C. Partita difficile per Sustentu, per larghissimi tratti a inseguire, inseguono tuttora i pirati di coach Marco Sassaro, 58-55, +3 Calasetta. Questa è la situazione, qui Robinson fuori da Deliperi, da 3 Alberto Deliperi a segno a regalare il +6, qui difficoltà per Graviano e poi il fallo di Aralossi su Graviano, fallo speso da parte del numero 8 in maglia giallo-blu. Ha sembrato forse al limite dell'antisportivo questo. Forse l'avrei fischiato, adesso a prescindere che Graviano sia un mio giocatore, però mi è sembrato più un intervento sui piedi che non sulla palla. Dubbia allora questa chiamata arbitrale, 61-55, in precedenza la tripla di Alberto Deliperi a segno dall'angolo. Alberto Deliperi, giovane di Carbonia, cresciuto nel florido vivaio della scuola basket, così come Michele Matteu che siede invece in panchina con la canotta numero 12, ancora non l'abbiamo visto in campo nel corso di questa partita. Attacca ora Sustentu con Cabriolu dentro da Gianmarco Fois che si va a guadagnare 2 liberi. Qui Cabriolu aveva trovato un gran passaggio, partita particolare la sua, sfortunato molte volte al tiro, però sta dimostrando di avere anche delle ottime qualità di passatore e anche adesso lo ha dimostrato. Buona visione di gioco, ha buone mani, non vede bene i compagni dentro l'area e non ha paura a effettuare il passaggio. Canestri sbagliati anche in maniera molto facile, diciamo. No, canestri già fatti. Un po' di esperienza in più non guasta, il tempo ci dirà. E dentro il primo libero di Gianmarco Fois, deve accorciare Sustentu che trova un altro punto a cronometro fermo, 61-57, questo è il punteggio al Palamellano, mentre attacca Fabio Aralossi, su di lui si porta Mauro Graviano, esce Filippo Serra,
accoppiato invece con Luigi Cabriolo, si alza per il blocco Ray Robinson, va dentro a tutta velocità Filippo Serra, ma arriva la stoppata di Gianmarco Fois e ha bisogno di questo sustento. Qui la scelta di Aralossi, che non vuole far correre Mauro Graviano. Si lamenta il pubblico del Calasetta. Qui terzo fallo di Aralossi. Coach Andrea Masini ovviamente sceglie di tenerlo in campo nella fase decisiva della partita. Difesa allungata, c'è da asciugare il parquet. Meno 4 su Stentus, 61-57. Cesare Orani, ti vado a chiedere quale può essere la chiave dei prossimi minuti per Sustentu, che diverse volte ci ha fatto vedere di essere lì per azzannare la partita e passare davanti, poi al momento decisivo è sempre mancato qualcosì. A me sembra in questo momento che abbiano registrato la difesa, ora dovrebbero fare un momento in attacco con maggior lucidità, ma vedo che continua a mancare, anche se segniamo. È lucido e come Luigi Cabriolu, che qui trova la via del canestro. 61-59, nuovo meno 2 su Stentu. Ray Robinson in angolo da De Liperi, che finta il tiro da 3 punti, poi torna da Maurizio Fontana, prova a prendere posizione nel pitturato Robinson, che riceve in questo momento, sale alto quel tentativo di stoppata da parte di Cabriolu. Se non ho visto male, vediamo qua quale sarà la chiamata arbitrale. Il fallo di Edoardo Medis in maglia numero 16, 2 liberi per Ray Robinson, che anche qui ha fatto vedere di essere un giocatore innanzitutto intelligente, è andato a lavorare bene col fisico e ha trovato un fallo importante, perché anche i punti a cronometro fermo sono molto importanti a questo punto della partita. Molto bravo questo giocatore, sì certo, adesso il problema sarà non raggiungere il bonus immediatamente e quindi stare attenti a preservarsi dai falli. Calasetta è già al terzo fallo di squadra, potrebbe essere un vantaggio per l'Accademia. Vediamo se i Pirati lo sfruttano. Qui gran stoppata di Ray Robinson, che poi prova ad andare a segno e ci riesce in solitaria. E allora mini parziale Calasetta, ha firmato Ray Robinson in attacco e in difesa, il giocatore americano a fare la differenza letteralmente in questo momento della partita. Ha bisogno di una nuova reazione su Stentu, qui concesso un po' di spazio a Cabriolu, lotta sul pallone Fois, qui sportellate a rimbalzo e viene fuori De Liperi, lanciato in contropiede Filippo Serra, che poi decide di ragionare, si torna da Aralossi, la palla schizza via, poi riesce a recuperarla il playmaker in maglia giallo-blu. Aralossi ancora dal palleggio, qui Ray Robinson intelligente, lo scarico in angolo sfidato da 3, Maurizio Fontana qui non controlla il rimbalzo lungo su Stentu. Concedere anche extra possessi a questo punto della partita è un peccato davvero importante per i Pirati. Qui un secondo per il tiro del Calasetta, ci prova alla disperata Filippo Serra, che non riesce ad andare a segno, però quel rimbalzo d'attacco concesso grida vendetta. È un minuto che cancellerei dalla partita, veramente brutto, scelte brutte in entrambi i quarti di campo, non abbiamo attaccato bene, abbiamo difeso male, adesso speriamo di vedere qualche azione migliore. E su Stentu spera anche in Alessandro Secchi, qui il passaggio, scusate, di Cabriolo all'indirizzo proprio di Alessandro Secchi, che va subito a segno con il semigancio. Ancora un assist allora da annotare per Luigi Cabriolo. Qui attacca Calasetta, scivola Serra da terra, riesce comunque non si sa come a servire una tripla aperta ad Aralossi, che però sbaglia. Sono ripartiti i Pirati, decide di non forzare Alessandro Secchi, qui va dentro Cabriolo, alza la parabola e segna in precedenza Cesare Orani. Alessandro Secchi aveva deciso di non azzannare la difesa del Calasetta, facendoti anche arrabbiare un pochino, insomma, però quel che conta che è arrivato un canestro. Qui ancora Cabriolu, nonostante la giovane età, a guidare l'attacco del Sustentu. Sì, grande sfrontatezza da parte del giovane Cabriolu, che continua a giocare col piglio del veterano. Secchi aveva 2 contro 1 meraviglioso in campo aperto, forse non si è accorto
che Graviano era in attacco insieme a lui. Qui però sembra essere entrato in campo con altro piglio Alessandro Secchi, giocatore di assoluto livello, gravato di 3 falli, e per questo motivo per larghi tratti in precedenza non lo avevamo più visto in campo. 65-63, più 2 Calasetta, 6 minuti e 37 secondi ancora da giocare nel corso dell'ultimo quarto qui al Palamellano di Sestu. Attacca Calasetta, le indicazioni di coach Andrea Masini. Discute ora uno dei 2 arbitri con il tavolo. E riepiloghiamo allora i quintetti: Fontana, Ralossi, Deliperi, Serra e Robinson per Calasetta, Graviano, Cabriolu, Passaretti è tornato in campo per Sustentu assieme a Nicola Elia e Alessandro Secchi. Deliperi attende l'uscita dai blocchi di Filippo Serra, attacca con la mano sinistra Filippo Serra, lo scarico fuori per Ralossi, la palla ora in angolo per Robinson, pescato il taglio di Deliperi. Qui qualità altissima dell'attacco del Calasetta. Bellissima azione, un sottomano veramente ben eseguito con un dai e vai da parte del giovane Deliperi e di Robinson. Qui ancora sottolineiamo la grande abilità di Robinson, qui prova a smuovere le acque Alessandro Secchi, non ci riesce, deve però difendere Sustentu e trarre nuova linfa, nuove energie dalla propria difesa. Si sbraccia Cabriolu contro Filippo Serra, ora la palla per Maurizio Fontana, qualche difficoltà per la ricezione di Robinson, nuovamente Fontana che qui va a subire il fallo speso probabilmente da Nicola Elia, se non ho visto male. Secondo fallo probabilmente di Nicola Elia, e cambio per coach Andrea Masini. Abbiamo un nuovo giocatore in campo, esce Filippo Serra ed entra con il numero 16 Mattia Angius. Primo ingresso della partita per lui, mentre il Calasetta si porta in zona offensiva. 14 secondi ancora sul cronometro dei 24. Chiama vicino a sé per il pick and roll a Ralossi Robinson che poi è andato a cercare il tiro da 3 punti. Bel rimbalzo di Luigi Cabriolu che strappa via il pallone ed è pronto a condurre una nuova trama offensiva per Sustentu. Qui battezzato Alessandro Secchi che non se la sente, preferisce andare da Nicola Elia. Qui fermo ancora il pallone per Sustentu, arriva solo ora il blocco di Passaretti, 6 secondi, attacco ancora difficoltoso per Sustentu, si deve inventare qualcosa. Nicola Elia ci riesce dall'alto della sua classe, però questo attacco non particolarmente confortante per Sustentu. No, cambio coraggiosissimo del Calasetta. Qui Robinson ancora a segno. Dicevo, un cambio coraggioso a questo momento della partita con un giovanissimo in campo e Mijatovic seduto in panchina. Noi facciamo ancora difficoltà ad attaccare, avere un attacco pulito. Dunque Calasetta ancora in vantaggio, 69 a 65, qui si allacciano al rimbalzo Nicola Elia e il nuovo entrato Angius. Il fallo dovrebbe essere stato commesso dal giocatore del Calasetta, se non ho visto male, doppio fallo chiamato dagli arbitri. E palla che rimane dunque alla compagine tabarchina. Qui situazione un po' inusuale, Nicola Elia è andato a cercare anche un fischio dall'alto della sua esperienza. Qui intanto un time out in campo chiamato da coach Andrea Masini e noi andiamo a prenderci una piccolissima pausa. Qui la freccia premia i pirati di Marco Sassaro che rimangono dunque in attacco. La rimessa in gioco eseguita da Nicola Elia all'indirizzo di Graviano, scivola dall'altra parte del campo Cabriolu, prova a mettersi in proprio Graviano che però sbaglia, il suo tiro è corto, ma c'è il rimbalzo di Cabriolu che sbaglia, ancora una conclusione. Lavora bene al rimbalzo Passaretti, qui prende la tripla. Secchi è sfortunatissimo, però in questo caso sarebbe stato un canestro di importanza vitale per Sustentu. 4 minuti e 5 secondi al termine della partita. Attacca Calasetta ancora da Robinson, gli strappa via il pallone Graviano a tutta velocità,
va a spendere il fallo Angius, e qui un'altra fiammata difensiva del Sustentu. Ci sarebbe bisogno però di maggior continuità da questo punto di vista. Sì, come dicevamo prima, il bonus è importante. Adesso noi andiamo in lunetta per 2 tiri liberi e vedo che subito coach Masini ha rimesso in campo la sua guardia tiratrice. Torna in campo Filippo Serra, assieme a lui per Calasetta, Deliperi, Fontana, Aralossi e Robinson. Non c'è Mijatovic, ancora in panchina, scelta coraggiosa da parte di coach Andrea Masini, che però sta gestendo ottimamente i suoi fino a questo momento, non a caso in vantaggio per 69 ora a 66, perché Mauro Graviano ha segnato il primo dei 2 liberi a sua disposizione, fa dentro anche il secondo. Nuovo -2 per Sustentu, che nonostante le tante difficoltà avute in attacco e in difesa, insomma, è una buona notizia. Vantaggio assolutamente recuperabile, manca una eternità mentre attacca il Calasetta, che si affida ancora a Robinson. Qui sbaglia ma vola a rimbalzo, non riesce a controllare la sfera e allora c'è un nuovo attacco per Sustentu. Mauro Graviano dal palleggio, prende posizione Nicola Elia, la palla per Secchi, ancora fuori, girano palla i 3 più esperti in campo in questo momento per Sustentu. Nicola Elia qui un po' in difficoltà, il tiro in allontanamento è sbagliato, riesce solo a toccare qui Alessandro Secchi, con esperienza, il pur giovanissimo Deliperi butta il pallone addosso ad Alessandro Secchi. Qui bravo e fortunato il giovanissimo del Calasetta, che dimostra di avere anche un pizzico di malizia che serve sempre. Forse ha pestato una linea e magari la palla poteva essere ancora bianca. Agli arbitri hanno dato palla blu, quindi stiamo in difesa adesso. Difende Sustentu sotto ancora di 2 lunghezze, 69 a 67, 3 minuti e 13 secondi prima della sirena finale. Deliperi accoppiato con Nicola Elia, si va da Filippo Serra che dà uno sguardo al cronometro dei 24, 10 secondi per l'attacco del Calasetta. Qui finta la tripla Aralossi, torna fuori da Serra, 5 secondi, ancora Serra, qui la stoppata da parte di Passaretti, però c'è il fallo di Cabriolu, che probabilmente era andato qui con un pizzico di ingenuità a toccare il braccio del tiratore, mentre la stoppata di Passaretti era invece regolare. Diciamo che al di là di questo mancavano 2 secondi al tiro, alla termine dell'azione, che era meglio non fare fallo, forse neanche tentare la stoppata. Ormai giovane di assoluto talento Luigi Cabriolu, che però paga ovviamente, come normale, giusto che sia in questi casi, un pizzico di inesperienza per lui. In questo caso costa molto caro al Sustentu, sotto di 2, concede 2 liberi a Filippo Serra, miglior marcatore del campionato di Serie C, che ovviamente non trema dalla lunetta. Primo libero a segno, più 3 Calasetta, 70 a 67. Sbagliato però il secondo, rimbalzo strappato da Alessandro Secchi. E ora la palla gestita da Mauro Graviano, su di lui subito Fabio Aralossi. Graviano dall'altra parte per Secchi, che si prende la tripla, stavolta è lunga ma c'è Passaretti che segna ed è un canestro importantissimo per Sustentu, che torna sotto di 1, 70 a 69 per chi attacca. Calasetta in zona offensiva con Fabio Aralossi, il blocco di Fontana, qui pescato molto bene, pick and roll magistrale direi tra Aralossi e Fontana. ottimo gioco a 2, eseguito perfettamente. Calasetta sempre a zona. Qui sbaglia Secchi, forse c'era un fallo, ma Passaretti fruga nella spazzatura della partita, come si dice in questi casi, e va a segno da sotto canestro. Nuovo -1 Sustentu, 72 a 71. È caduto in precedenza Alessandro Secchi, dolorante a un ginocchio, sembra in grado però di proseguire. A terra invece Maurizio Fontana, ci auguriamo non sia nulla di grave per lui, sta assolutamente ben comportando in questa partita. Precedenza a segno dopo l'ottimo gioco a 2 con Aralossi. Cesare Orani, mancano 2 minuti e 9 secondi, -1 Sustentu. Cosa bisogna fare in questo momento?
È difficile dirlo, sicuramente mantenere i nervi saldi. Questo è un momento in cui la concentrazione e l'esperienza paga, perché è chiaro che bisogna stare attenti e cercare di colpire l'avversario nel momento in cui commette un errore, e l'esperienza adesso è molto importante. Un dato importante è questo, cioè Calasetta sotto pressione ha sempre attaccato con grande criterio. Calasetta non ha sentito la pressione, è un trend positivo, sta giocando benissimo, ha un quintetto piccolo con Robinson che sta giocando da 5, ma in realtà potrebbe fare qualsiasi ruolo e sta veramente dando del filo da torcere alla squadra dell'Accademia. Accademia che negli ultimi possessi si è affidata anche ad Alessandro Secchi. In precedenza l'avevamo rimproverato per non aver preso quel tiro da 3 punti, in questo caso invece è andato a prenderli sbagliandoli. Deve insistere su questa strada oppure c'è bisogno di battere altre strade offensive per sustento? Ma sai, quando il tiro è preso in quelle condizioni è giusto prenderlo, poi le percentuali purtroppo non ci stanno dando ragione e soprattutto non stanno dando ragione ad Alessandro, ma i tiri non sono stati assolutamente forzati, lui ha la possibilità di segnare e deve provarci. Serra ha ceduto a Deliperi. Ora Fontana fuori ancora da Filippo Serra, mano destra, partenza bruciante di Filippo Serra. Ed è un rebus difensivo per Sustentu, qui Cabriolu si affida a Secchi, a segno in reverse. Gli attacchi più che le difese da una parte e dall'altra in cattedra in questo momento, difficoltà difensive e gli attacchi ne stanno approfittando da entrambe, insomma, le fazioni. Sembra proprio che i due, Cabriolu, il 14 Serra non riescano a tenersi a vicenda in attacco. Anche Cabriolu dopo il primo palleggio ha difficoltà. Qui rimbalzo di Graviano, non c'è il fallo secondo gli arbitri. Graviano porta il pallone in zona offensiva, attacca il pitturato e segna Mauro Graviano. Sorpasso Sustentu, 75-74. È una bolgia il Palamellano. 1 minuto e 5 secondi. Attacca Calasetta. Serra da 3 sbagliato. Rimbalzo di Graviano. E ora Cesare Orani, bisogna portare anche un po' di calma. Calma assoluta, questa è la palla più importante del match. Due tiri liberi per Mauro. 2 tiri liberi di importanza capitale per Mauro Graviano. Fallo di Filippo Serra. È pronto a tornare in campo Predrag Mijatovic e coach Andrea Masini sceglie di chiamare time out. 52 secondi al termine, più 1 Sustentu. Avevamo chiamato questa reazione. Ora un pizzico di continuità in difesa e valso il vantaggio ai Pirati. È importante in questo momento chiaramente i 2 tiri liberi di Graviano e poi a 50 secondi in teoria sono 2 possessi col vantaggio successivo, con palla successiva in mano Accademia. La lettura è lì adesso, grande difesa da parte di Accademia dopo i tiri liberi, importante recuperare il pallone. Abbiamo visto coach Masini ha mandato prontamente in campo Mijatovic, come leggi questa scelta? Ha cercato di riequilibrare il quintetto perché in questo momento ha necessità di avere anche un rimbalzo, è troppo leggero il rimbalzo e chiaramente in questo momento deve accoppiarsi anche ai nostri lunghi che stanno forse facendo la differenza dentro l'area. Avanti con il cuore più che con il gioco Sustentu. 7-5, 7-4 e Mauro Graviano pronto in lunetta, applaudito da tutto il Palamellano. E ora, come tradizione, verrà chiamato il silenzio totale per favorire la concentrazione di Mauro Graviano. Settimana particolarissima la sua, lo abbiamo detto e ripetuto, ha chiamato tanti sacrifici come molti di questi ragazzi che o studiano o lavorano. Assegno Graviano, più 2 Sustentu, 76-74, 52 secondi scusate, sul cronometro e anche nel secondo è dentro. Mauro Graviano porta sul più 3 Sustentu. Ora Deliperi a gestire un pallone caldissimo, il blocco di Fontana. Finisce a terra Graviano, non c'è il fischio qui nel passaggio sotto per Mijatovic che non riesce a usare bene il fisico. Palla per Elia e il fallo.
speso da Maurizio Fontana. 35 secondi sul cronometro. Nicola Elia in lunetta. In precedenza Mijatovic era stato pescato molto bene, però anche qui ha dato dimostrazione, insomma, di non saper usare bene il fisico in circostanze di questo tipo. È andato a sbagliare un canestro sanguinosissimo per il Calasetta. Decisamente, palla importantissima per Calasetta, tra l'altro giocata molto bene. Nicola Elia a segno, più 4 su Stentu che sta allungando le mani su questa partita difficilissima. E dentro anche il secondo, 79-74. Qui palla buttata via da Calasetta e ancora su Stentu in attacco. Elia vuole far scorrere il cronometro e la finta di passaggio consegnato per Graviano non spende ancora il fallo il Calasetta. Arriva ora il fallo ancora di Maurizio Fontana. 79-74, 20 secondi al termine. Qui Cabriolu in lunetta, probabilmente il momento decisivo di questa partita. Beh, direi di sì, più 5, 20 secondi, a meno che di una pazzia collettiva. Mi auguro che non ci sia, soprattutto marcare un bel tiro da 3 che sicuramente Calasetta tenterà in questi 20 secondi. Dentro il secondo libero di Luigi Cabriolu, cambio per coach Andrea Masini, richiamato in panchina Mijatovic, torna Aralossi per un tiro rapido da 3 punti e sicuramente questa è la scelta di coach Andrea Masini. Robinson pronto a eseguire la rimessa, sporca però la palla a Secchi e Graviano da sotto e su Stentu la porta a casa. 82-74 il punteggio. Ora Deliperi per Fontana, a segno Maurizio Fontana, 6 secondi sul cronometro, la palla per Cabriolu, c'è il fallo, 4 secondi più 6 su Stentu. 76-82, Cabriolu pronto in lunetta. Cesare Orani, una partita strappata, dicevamo in precedenza, più col cuore che con il gioco. Probabilmente coach Marco Sassaro non sarà molto contento quando lo andremo a sentire subito dopo la partita, però c'è da tenere stretti altri 2 punti importantissimi. Come abbiamo detto all'inizio di questo mini round, mancavano 2 minuti, Calasetta non è riuscita ad andare a segno, è ancora ferma a 76, era in vantaggio di 1 punto, era determinante l'esperienza e l'ultima rimessa è stata certificata appunto l'inesperienza di alcuni giocatori che non sono stati in grado di gestire la palla più importante del match. A segno col secondo libero Luigi Cabriolu, 83-76, tutto in piedi il Palamellano per applaudire Nicola Elia anche oggi, importantissimo. Entra in campo invece Andrea Pintus per questi ultimi 3 secondi e allora finisce qui, quinta vittoria in 5 partite per Sustentu, ancora a punteggio pieno in questo campionato di Serie C. Cambio microfono per noi per raccogliere a si abbracciano i giocatori in campo e festeggia Sustentu. Seguiamo questo bel momento con le immagini di Andrea Farris, anche i ragazzi del Calasetta applaudono il proprio numeroso pubblico, dopodiché avremo in diretta Mauro Graviano per un commento a caldo su questa vittoria che Sustentu ha ottenuto con il punteggio, lo ricordiamo, di 83-76. Una prova di cuore e di carattere. Alessandro Secchi, siamo in diretta. Allora, dicevo pochi istanti fa, una vittoria. Alessandro Secchi che riceve i complimenti dei
tifosi in tempo reale, dicevamo una vittoria non tanto di gioco quest'oggi ma soprattutto di cuore, sembrava persa 1000 volte e invece l'avete strappata via. Non dobbiamo mollare mai e questo è il nostro gioco, non ci siamo mai trovati in questa situazione, per noi oggi era un grande match di prova perché comunque loro sono un'ottima squadra e devo essere sincero, abbiamo risposto bene perché trovarci sotto di 11 lunghezze e poi riportarci sopra di 8 comunque significa che ci siamo e ci siamo con la testa e soprattutto ci siamo di cuore. Vincere giocando non benissimo contro una squadra molto forte come Calasetta è un ottimo segnale per il vostro futuro, possiamo dire. Senza ombra di dubbio, perché comunque le partite si possono vincere quando fai il 100% al campo oppure anche magari quando non fai il 100% al campo, però se dai il cuore e l'anima poi il campo non mente, quindi si porta a casa il risultato. Luigi Cabriolu, uno dei protagonisti di questa vittoria del Sustentu, 16 punti personali e tante volte sei stato anche sfortunato, altrimenti saresti stato il dominatore di questa partita. Sono stati errori che non devo fare, errori banali perché da sotto non devo sbagliare questi tiri. Sono contento di quello che ho fatto, mi sono divertito e questo è l'importante. Sei l'ultimo arrivato in casa Sustentu, però ti sei preso responsabilità importanti in attacco dimostrando grande personalità. Il tuo coach non vuole che se ne parli sempre in questi termini, però non è cosa di tutti i giorni per un ragazzo che, lo ricordiamo, tu sei classe 99. Come ha detto coach Sassaro, la classe, l'età non conta. L'importante è l'impegno che si mette in campo, io penso di aver dato un buon contributo oggi alla squadra, so che posso fare molto di più e sarà questo il mio obiettivo. 5 partite, 5 vittorie, adesso tutti quanti vi aspettano, solo in testa alla classifica sarà sempre più difficile mantenere questi standard. Certo, è una bella soddisfazione, però dobbiamo restare con i piedi per terra e dobbiamo cercare di restare primi vincendo. La prossima non sarà una partita facile, nonostante non stia andando bene la squadra, però dobbiamo comunque impegnarci. Andrea Masini, tecnico del Calasetta, innanzitutto complimenti per come la tua squadra si è espressa quest'oggi, una sconfitta che forse fa ancora più male alla luce di una prestazione ottima da parte della tua squadra. Sì, abbiamo fatto sicuramente una gran bella partita contro un grande avversario perché non si è primi mai per caso, quindi questo dimostra che il nostro lavoro sta incominciando a pagare, il percorso è ancora molto lungo, il nostro obiettivo come l'anno scorso è quello di far crescere i giovani del vivaio, certo andare via da qua contro la prima in classifica perdendo così dispiace, però poi dobbiamo dare onore anche agli avversari. Ripeto, lavoreremo, ripartiremo sicuramente da questa partita per fare ancora meglio e continuare, ripeto, il nostro percorso. Raccontaci come hai imbrigliato tatticamente per buona parte della partita a Sustentu. Abbiamo visto vari tipi di difesa alternati nel corso della partita. Questo mi fa piacere perché sono sempre stato nominato come un allenatore, di solito le mie squadre sono sempre quelle che segnano sempre più di tutti, però voglio dire, senza difesa non si va da nessuna parte, tu puoi essere un grandissimo tiratore ma se non difendi non giochi mai. È chiaro che loro hanno dei grossi punti di riferimento come il Graviane lì, abbiamo cercato di isolarli dal gioco per far magari pesare la giovane età anche dei nostri avversari e magari gravarli di qualche responsabilità. Per lunghi tratti ci siamo riusciti, poi magari un pizzico di poca lucidità, qualche rimbalzo in più concesso, poi alla fine fanno la partita. E da qui, ripeto, dobbiamo ripartire perché la nostra squadra è molto giovane, però dalla difesa noi dobbiamo costruire le nostre vittorie che sono convinto giocando così arriveranno. 2 vittorie, 3 sconfitte, adesso come prosegue il vostro campionato? Accennavi prima, l'obiettivo è quello di far crescere i giovani, però ovviamente si guarda anche ai playoff come è giusto e normale che sia. No, ci mancherebbe, Andrea Masini è venuto a Calasetta per vincere, non per fare le ferie in un bellissimo posto. È chiaro che tra vincere e partecipare c'è sempre molta differenza, però è sempre stato nel mio stile, nella mia carriera, dare sempre il massimo e i conti si fanno a maggio. Quindi noi dobbiamo arrivare il più su possibile perché cercare di vincere il campionato, questo deve essere il nostro obiettivo, dobbiamo essere realisti quando affrontiamo certe squadre, però mi sembra che con oggi, avendo incontrato anche l'Esperia, mi sembra che la nostra squadra alla fine se la possa giocare un po' con tutti e per questo noi lavoreremo. Poi se gli altri saranno
giustamente più forti, è giusto che arriveranno prima di noi. Marco Sassaro, tecnico del Sustentu, quinta vittoria consecutiva, quest'oggi più col cuore che con il gioco, sei d'accordo? Recuperare uno svantaggio di 11 punti all'intervallo e riuscire a prendere la partita anche con un discreto margine di vantaggio non è da tutti. Abbiamo fatto credo un parziale di più 18 nella seconda parte della gara, fra l'altro con una squadra che gioca bene, ma l'avevo detto prima della partita, è una squadra. Mi piace proprio, e oggi secondo me ha giocato anche meglio che nelle altre gare. Oggi 16 punti di Cabriolu, è stato forse uno dei più positivi in campo. So che non ti piace mai parlare troppo dei giovani, o meglio con il taglio che normalmente gli si dà alla cosa, però non possiamo non rilevare questo dato. No, allora, prima di tutto voglio dire un'altra cosa, che oggi anche se con una prova di squadra, con una capacità caratteriale, quindi tante cose positive, abbiamo vinto questa partita, però tutto sommato è un leggero passo indietro rispetto alla rotazione giovani che abbiamo fatto le altre volte. Questo perché la settimana è stata un po' caratterizzata da alcuni dettagli che mi hanno, come dire, indotto ad avere forse meno fiducia, ma è il rammarico più grosso, quindi questo vuol dire che da martedì si inizia a lavorare proprio in quell'ottica lì. Rovescio della medaglia, uno dei giovani ha funzionato, non è una grande novità perché Cabriolu veniva da una partita secondo me non sufficiente a Elmas. Ne abbiamo parlato a inizio settimana, lui ha fornito una settimana di allenamenti con un'energia, un'intensità non inferiore a quella che avete visto oggi, quindi farlo partire in quintetto, comunque dargli lo spazio che ha avuto, non è stato nessun atto di nessuna concessione, è stato assolutamente quello che stava succedendo e rispondeva a un giocatore di cui avevo le necessità. Adesso per il futuro immagino non cambi la filosofia, le 5 vittorie di fila non cambiano le carte in tavola, il vostro cammino rimane sempre lo stesso. Sì, penso di sì, cioè il taglio che abbiamo dato alla squadra, ripeto, se il mio primo rammarico oggi è pensare che oggi forse l'ago della bilancia è più spostato verso i miei giocatori che hanno più esperienza, e sto pensando che invece quell'ago voglio che stia al centro esattamente, questa sarà una discussione che affronterò con martedì quando riprenderemo con i ragazzi, e fra l'altro in una settimana difficile perché adesso abbiamo 2 settimane, anche la prossima settimana avremo il punto interrogativo Graviano, che secondo me oggi è stato necessario per la squadra, e soprattutto perché andiamo incontro adesso al secondo miniciclo di partite, la seconda parte del girone di andata, le successive 5, dove andiamo 3 volte in trasferta nelle prossime 4 settimane. Cioè noi adesso andiamo a Sassari con la Torres, poi andiamo a Olbia, poi riceviamo l'Olimpia qui in casa, poi andiamo a Sassari con Sant'Orsola per chiudere con l'Antoniano. Abbiamo solamente fatto un quarto di campionato, ci sono sicuramente molti motivi per essere soddisfatti, però un quarto di campionato. Vado a chiudere questa diretta dal Palamellano, vi ricordo il punteggio finale: Sustentu ha battuto Calasetta col punteggio di 83-76, grazie ad Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica. Da Roberto Rubio l'auguro di un piacevole proseguimento di serata. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con